Durante il weekend passava da un locale all'altro, bar e discoteche tra Treviso, San Donà e Jesolo, accompagnato da insospettabili amiche che lo portavano in auto a consegnare cocaina e droghe sintetiche come MDMA ed ecstasy ai giovani amanti dello sballo. È stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari dopo la convalida del fermo avvenuta oggi quello che era considerato uno dei principali pusher della movida trevigiana, Mattias Tumiotto, un 23enne di Ponte di Piave, che è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane è stato fermato alle 2 di notte di domenica mentre era a bordo di un'auto con altre ragazze e stava tornando da San Donà. Mattias Tumiotto, ora disoccupato e pizzaiolo in un recente passato, spacciava da almeno un anno per sbarcare il lunario. Per suddividere il tipo di droga da vendere, lo spacciatore utilizzava solitamente cartoncini colorati di colore giallo per la cocaina, rosso e verde per le droghe sintetiche. Sì, un giovane insospettabile che aveva attivato un giro di spaccio abbastanza variegato, abbiamo dalla marijuana a sostanze sintetiche alla cocaina. Ne ho trovato circa 3.000 euro e quindi fa pensare che la portata del giro d'affari del ragazzo fosse abbastanza consistente. Il ragazzo si spostava utilizzando passaggi da parte di amici e conoscenti, spostandosi tra i vari locali della zona. Spacciava nei locali dove si tenevano feste, ritrovi in discoteca, feste a tema.